stasera, perché ho venuto a chiacchierare di un argomento che non è più mai c'è conosciuto, e dopo di decidi appunto di insieme quelli che sono i palessi dall'argomento, perché sei di vali e dovrà al pandimento del patrimonio archeologico, che no dove, farfan, colori. Allora, la prima cosa che salta al volo, già che l'anche il titolo è che il titolo sia le parturante, ma sono manco tre parole inglesi. E il motivo è il tentare di definire l'argomento, no? Facendo doprare per la rievocazione, che arriva dall'italiano rievocazione, e preferì invece reenactment e storytelling e living history, che sono tre talks da stesso argomento, dopo tocchiaremo. Il motivo è che le parole italiane di rievocazione ormai pent e chiappe dentro tutta una serie di argomenti che sono i più lontani possibili dal concetto di divulgazione, di didattiche, e quindi ho dentro per quel che la intende la saga di paese, perché da dell'ora che sei di sagre forse per l'ultimo momento in cui i giovani si lavorano in quel paese, ma non mia c'è fa le didattiche, le divulgazioni, e metti un sacchetto di caffè per con le cordelle attorno alle vite e gli mandi a cori. E all'udì anche per spesso volentieri giuxe garis, perché la gare di tra i cular, di tra i desmanaris, di corsi, allora poi di essi cui io manco attenti alla parte storica, ma è sempre sgaris, la roba più importante è l'agonismo, e quindi magari è più utile l'arca funzione nordica che è più storicamente corretta, o in tune gare e poi in concorri e in studio dall'alto medioevo, come è il periodo che facciamo Gnocchi, che tratta la nostra associazione, insieme a Enche magari vi studia come dal 1300, e quindi non venie alla Enche negaviodi la gare de storie dal territorio. E infine rientra dalle parole di evocazione anche la storia di Veni, che è dome che è il che interessa a noi, ma non potendo prendere parole ormai più serudinate, se no non arriverei mai solo a chiacchierare con le istituzioni, chiacchierare con un comune o con un'università, con un museo, e guardare quel che si produce, chiamando rivocazione, spesso vuol dire chiatarsi la parte serale e ha ragione. E alle vere che in partenza, al vario di essi stati, il mostrato un determinato, un chiaro momento di storia dal territorio e riproponi lo è una battaglia, un matrimonio, un funerale, un momento preciso. Ma non è qui così, e quindi non potremo qui doprare. Allora, se preferendo doprare Nachman, che è la traduzione di rievocazione, e Living History, storia di Veni. Perché i due sperali schi insieme e dando che come senso al vario di essi la rievocazione doprare per didattiche e per la valorizzazione del patrimonio. In base a questo, per esempio, il torna a fa, il doprà e la ricostruzione. È il cur dell'argomento. Perché no, o potendo tornare a fare vestiti, impressi, chiasis, se si vanno delle savonde, il mangià con tali clienti di un periodo storico preciso, ma adesso ridotto la parte prima che è importante per il rievocatore, per l'enactor, a lei il tornare a provare, il tornare a fare, per poter dopo spiegare, e per poter spiegare saltando il passaggio accademico che all'end delle strade, come si dice, spesso volentieri l'unica fiera di farlo schiampare. Ovviamente in un momento storico là che la gente se non può essere capire con un filmato, con una immagine la roba e schiappa. Se tu fai slay qui di 3 ris si stufi. Come che passi dentro in tuo museo, ti hai la teca e se che dopo è una roba a bonde simile passi in destra. Allora, quel che il Renato a questo fa, è fermaio, è mostrare quel che loro dopo gli daranno dal museo, o che contemporaneamente stava dentro al museo, mostrarlo dentro le vite come che potere di essi, semplicemente le mani denante, spiegando che non sapendo, e quindi sono anche dai momenti che riguardano l'unire puntini. Però se tu riesci a agganciare la gente che è venuta qui, dopo resti dal museo, resti nelle conferenze e domandi, magari porti a casa un libro che ti dico alle pubbliche che si deve fare normalmente con la visita guidata canonica. Ecco, perché torna a fare? Proprio perché tornando a fare, di una banda il Renator al capes, c'è molto che la roba è funzionale, di venire fatta e poi spiegare.
e di che altre bande tal spiegare e arriva direttamente a far capire e enticiano che si dovrà. La prima foto che qui in alta a Ciampe e ha un'estra associata Irene Barbina, tessete le archeologiche furlane l'anno passato, e durante una conferenza fatta in coppia con l'archeologa Fasiolo, che vi ho detto io in fondo, per schiadeis, che chiacchierava in proprio dal filare la lame e dai repers, da iconografie che riguardavano quell'argomento. La dottoressa ha fatto prima il cappello introduttivo e ha spiegato l'argomento, e dopo la nostra associata ha fatto una dimostrazione e ha doprato impresso, ricostruito sul modello dal Museo di Cividà, che la settimana prima gli era a misurare e a pesare grazie alla collaborazione della dottoressa Borzacconi. Io avevo ricostruito e gli ha mostrato e siamo passati dal flotto di lane al filo, quindi dando una sciaratura al discorso teorico e accademico della dottoressa, che è stato il mood in cui la rievocazione fatta in determinati palessi e può essere arrivata a portare un messaggio di qualità. A destra in basso invece c'è una delle nostre non proprio più recenti, spazio che le primavere passate, ma insomma non masse vecchie ricostruzioni. Magari qualche dono le riconosce e sono gli inquins dal Fari di Gruppignano, Fari Orefice. Allora era un ritrovamento delle zone di Cividat, l'unica delle zone dove si sono chiattate appunto 3 inquins per lavorazione dai metalli, probabilmente preziosi, spazio che sono lavori piccoli, la misura di echechili per cui grandi. E solessi in museo Cividat, sala di San Mauro, Gallo e dopo la teca originale. Ecco, chi no, ci abbiamo fatto, io vengo tentato di riprodurre un a un, stesse misure, e di portare il fur, perché fur de tecche, montarsi sul ciò, dopras guardare la curva a un rinchin, dopras guardare la prima botte all'umbon, alla parte di fiar del scudo, qualche donda di un buon sarà un piccolo claudot che non è saldata, è arrivato di sotto e si può sdoprare una di che schippa attaccato, dopo si è doprato in presso i grandi. Ecco, guardare il fur o guardare il donde, mostrando l'ent in movimento, allora dopo la ent evacchia il tocco originale, perché se no sono ridotti in quel caso a chi là che non è au, non sono spadis, che non tutti i flossi si fermano, abbiamo degli spadis, non è il muart, che fa la semplice fascino, e passa in denandretto, io di 3 fiarse non via adesso. Ecco, che chi aveva dei casi là che ricostruivano robe anche non ricche, no? Per fuarci il corredo di un re, al qualsiasi probabilmente più utile che l'aciri, che generalmente si dice la figata. Ecco, però c'è un chialai originali, perché come dite prima, tornare in denante che era dai paleschi e bambitus, pariesi sigus, che a manco la qualità che si rispettate, ma potendo essere sicuro che la ricostruzione è perfetta, non lo sapremo mai, ma manco qualitativamente oneste. Ecco, chi ovviene 3 e 4 immagini, la prima, che gli è sleata di altri 3, è che in alta Ciampe è un curtisò, perché lui è tornato a Fanò, Farie, Carbon di Len, Inquin e Martiello. Che qui potendo dire che è una buona approssimazione rispetto all'originale, perché misure, pesi e materiali, al di là del fatto che il nostro alle fiere industriali, no, che è l'artigianale prodotto, ma al combacio appunto che vedete sotto che è la foto dal catalogo dagli scavi di Santo Stefano in Pertica 1987-89. Quindi ho venduto il catalogo, ho venduto il TOC, ho riprodotto il fiato, la cortese, il mani e la lame, e dopo sì, alle scritte, alle qualche fruzione dal mani e dal len de guaine, e allora infatti il mani e la guaine di len. Che chi è una buona approssimazione, ma quando si chiacchiera di fiarso, se ne avevano fortunato, con gli inquins di prima era più facile, era stato quasi tutto. La roba si fa una cosa più complicata quando invece tu devi chiacchierare ad esempio di vestiti, che è la prima roba che devo la rent, e la prima roba che anche al Renactor è quasi finì la tentazione di curarsi un po' di più il suo ego e manco l'aspetto storico. Allora, io chiacchierare di vestiti, no? O chiacchierare di tuniche, vestiti per l'ora delle popolazioni globali in generale, sono dopo l'alto medioevo. Gli foto si rappresentano gli stress ridris dura la acchioli
gli notizie. In alta chiestre aveva un top di cinturia, un pendul di fiar, che di Catrebanda è bellissimo, decorato, lavorato da gente, ma che non, perché al momento qui non si interessa per denaro, si interessa per Daur. Perché per Daur si può sviodi, proprio che si vede anche lei dal proiettore, che e sono dei disegni su che se ne usano, che dici, i paesi audio sono dei rombos. Dopo te foto in qualità migliore, si capisce migliore ovviamente, però puoi assicurare che è così. Ecco, che alle che resta dal tessuto. Il tessuto, durante che era appoggiato, la placuta di metallo, si è mineralizzato, lasciando la sua impronte sul daur dal fiare. E no, ovviamente no, ma gli archeologi, gli archeobotanici che hanno studiato e hanno potuto quindi definì la trame del tessuto, che è una trama a diamante, che chi è di una tombe di civiltà, necropoli di ferrovie, che scavate 3-4 anni fa, uno dei ultimi, ma si chiamano anche a Santo Stefano in Perdica e si chiamano in tutta Europa, qualche periodo qui. E hanno potuto definire più o meno il spessore dai figli e in base a quel anche di là che venivi, se l'era l'en o se l'era l'ane, e caschi all'era l'ane, anche perché poi provando fa la trame a diamante con l'en si può fare, ma l'en si fruzione di pulli dell'anno. Quindi lo sa bene il materiale, lo sa bene anche la trame, ma non sa bene niente di che fosse fatto il vestito. E allora quindi chi ha là ha un altro top. La foto del Miec è un particolare del piatto di Isola Rizza, un plato da Rim, piattato da ogni Verone, e che la scena completa rappresenterebbe un cavaliere bizantino che ha la terra un guerriero germanico, perché quando l'ho anchiattata all'inizio hanno detto le Longobardi, dopo hanno detto no, le grotte, dopo hanno detto buon la sentiardi, lei è germanico orientale, non si dice in tucci, no? Allora va bene di stesso, perché che è il tipo di tunica che guardi sono dei sviodi, con la linea centrale, la paramontura centrale sul quel, sulla parte alta del braccio e sulla parte bassa delle tuniche stesse, e torna sia prime da mosaicos tardo-antics o di aree visigote, e al torna anche dopo, le miniature di epoche carolingie, quindi che lei era una struttura di cui io sono sicuro, non potevo essere sicuro che la tomba 40, le ferrovie e che struttura, ma era sicuramente la più diffusa. L'ultimo top è Paolo di Acon, Paolo di Van der Fried, che non scaccare dai Longobards, e anche se ha scritto 200 anni dopo, al contesto che paresse in tutti gli abiti tradizionali longobardi, avevano detto che il plasello vestì l'arc, che il plasello vestì colorato e in maniera dai sassoni con grandi blacks colorati sulle tuniche. Un ent di tre robis non poteva arrivare a costruire una tunica parziale, nel senso che in tire non le dovrei, non poteva dire ecco che chi è esattamente che si chiattava che cosa, ma poteva dire che chi è un'approssimazione accettabile. Se dovessi immaginarsi un Longobardo, le migliori immaginare così, piuttosto che qui qua, se calvose o dino a random che gli passa. Una volta ricostruito che uso calcovente per vita quotidiana, ora si può passare alla living history, a vivi e fa vivi la storia. Ora, che sono due foto che appariscono a campione, perché non avevi voi di stare masse a fare in dormidius, ma sono due aspetti che facciamo noi come associazione, non sempre dove no, però insomma in Friuli sono stati i Prince e a fare living history in camuto anch'io, siamo anche noi in Pogs. Ecco, in alta ciampe, io sempre solito bene la vita, un'altra che è stata associata di Smara, poi ero a Meder, un paesotto in Austria, Donghi e la Svizzera. Lo dico perché dopo torneremo a vedere un'altra roba di quel paesotto, perché lei ha ricostruito un'abitata alla mano dal VI-VII secolo e noi eri a Campas fur de scaparnis, eri in vita. Ecco, uno degli aspetti che si può fare di lei fa da mangiare. Allora, sì, si ha di mettere anche in quel un minimo di intelligenza, un po' di criteri e la chiatà c'è che il poco sapendo. E quindi di sicuro potremo fare pasta asciutta e fritto, ma minestre di guardi, minestre di cipolis, chiare cucinate in un cermut, che lo potremo farlo. Dopo, quindi nato chiacchiereremo ad esempio dall'archeodromo di Poggibonzi, loro
e fasi ogni anno, una ricostruzione in cui avviene usina la spalla di maiale, perché è anche a dai scavos, donde la longaus, cioè donde le chiade dal signore, dopo una serie di West che probabilmente ieri donazioni di anno in anno che dal contado arrivavi al signore, no? E quindi potevi anche ricostruire le alimentazioni. In basso a destra invece te una scena di civiltà, del Belvedere, da cui lo conosco, ed dall'evento che organizzano ogni anno, ormai che stanno facendo ad aprile un tempo di viaggio, insomma, dagli ultimi 3 anni noi abbiamo fatto convegno dal museo e Renato nelle visto su Belvedere, che chi è il momento serale del funerale. Il funerale si può fare per vari motivi, c'è che le biel di diodi, la gente si emoziona, ma c'è che degli gnoti dal scuro, cui l'usoro, si passano le ore fiette in foto, ma dal nostro punto di vista la roba importante è che noi, dopo il primo momento di silenzio, di tecnica di recitazione, perché non svende i riti, non è segnatori, ma la deposizione del mar, o potete spiegare la deposizione del corredo. E quindi mostrate che gliele magari a farsi un girotto la sera bevendo una robute che robe che vi ho poiate d'ogni dal muart non è robe a casa e sono ricostruzioni di quelle che potrebbero essere là a Viodi dal museo e che gli archeologi hanno scavato, catalogate e spiegate. Quindi che stanno ad esempio in tutto sotto il fare di Grupignano, l'anno prima invece avevamo fatto un guerrier con civiltà ma non di un'unica tomba. E chi è una scena più sé, perché gli era bucoli che mi piaceva, perché il Quest è un altro villaggio dove si organizza forse l'evento più grande in Europa di italiana Racchi, che è Marle, del nord di Francia, in Picardie, loro è anche il villaggio merovingio, bellissimo, e una volta in 2 anni reclamano groups da tutta Europa, germani e tardo romani, si pacchino, perché la gente classica di spacchi, ma dopo si può anche passare dentro al villaggio, io direi che cucine, domandare, chiacchierare. E la roba bella è che si chiama di Spagna, Nord di Germania, fino in Ungheria, dove è lo stesso motivo, cioè Pandi, che è il patrimonio culturale del loro territorio d'origine, e confrontarlo con che dagli altri si diventa più bravo a ricostruire. Ecco, prima si chiacchierava dai palès. I palès sono fondamentali, perché se prima vendite che rischia l'avvio di Longobardo, i Quarz, Alboso e Dino, per qualsiasi epoca, non si occupano dal periodo Longobardo, ma succede poi i Romans, poi i Celts, fino alla seconda guerra mondiale, una tendenza a fare che è un placente, no? che gli sta la storia. Ecco, qui ho 3 foto che sono rappresentativi perché in Alta Ciampe al Museo di Civiltà, durante la nostra manifestazione Madonna 1968, e i 2 scorsi in foto sono Fabio Pagano, che era il direttore del museo fino a febbraio dell'anno passato, e Marco Valenti, che è professore di archeologia medievale all'Università di Siena, e che è il che dopo, di cui dopo chiuderemo, lui al Dirige, e all'Art Dirige, prima di scavo si occupò la creazione dal villaggio ricostruito dall'archeolodromo di Pozzolenzi. Ecco, loro sono sicuramente 2 punti di riferimento per il nostro lavoro sull'Alto Medioevo. Il museo, come la dottoressa Borzacconi, perché oltre a essere la fonte principale di ispirazione, è anche la prima cartina tornasole. Se non possiamo arrivare all'altro museo a mostrare che ricostruiamo, allora lui dice che non facciamo bene. Se invece possiamo arrivare là dentro e a spiegarci che facciamo, e vede quindi l'imprimato dal museo, allora lui dice che i nostri stocks sono utili per mostrare in altro. Il discorso di Viazza è Valenti, dove che sì, lui non ha nessun fastidio, abbiamo sempre le robe che fate male, dall'autoscanti, mando sull'ostie, senza tanti fastidi, ma soprattutto ha anche l'ottica da Renato, lui è archeologo e Renato sta al momento, e quindi si deve lavorare insieme anche per costruire che è poi il storytelling che chiacchiereremo dopo. L'ultima foto in basso invece è il Chischia d'Artiglia, che si è Savorniano, il dè dall'inaugurazione, durante che ieri in Esponus, sono primo Esponus, no donne loro, ma insomma che è stato dato proprio sulle colline di San Martino, e durante che ha scavato sempre Ernesto e Natascia, io ieri con il direttore del Scavos che è Lucadilla, stavamo sempre insieme a Cividà, e anche chi aveva sempre un'occasione di confronto, poter chiacchierare con chi che hanno veramente scavato, hanno veramente
dalla prima lettura al reperto. Infatti Leo ieri ha discusso su se molti montare una cinturia la sospensione delle spade, perché nessuno dei due, né no dal punto di vista ricostruttivo né lui dal punto di vista archeologico dobbiamo capire che capire di funzionare che oste di spada. L'ultima schialina sarà dell'archeologia sperimentale, che nel nostro caso non è anche mo raggiunto, se in via di, o è anche mo lavoro che c'è fa. L'archeologia sperimentale, vorrei dire, non come rifalto, ma rifalto con le tecniche e i materiali che si dopravi in tal periodo di riferimento. Ora io prima dite che il curtese lo infatti a fiare con fuoco di carbon di lens sull'inquino martiel, ma all'era da nostri laboratori non in rievocazione, quindi in che delle non avevi in soffletta a mano, ma avevi in soffletta elettrica, già che l'albastere che non è rievocazione sperimentale, no? Perché non avevi un po' paiasso che la sudava quando soris, e vengono altri tox fast però per dire la differenza. Ad esempio, la foto in bianco e neri è fusione del bronzo, fatte con uso a tiare, carbone di lens e sofflesso a mano. O lega a vonde goglie, e infatti il prodotto è a vonde brut, perché non sembra a vonde, o viene appena di imparare a capire che si faceva un lavoro che lo facevi, che avevi indicato tutta la vita e lo avevi appreso da altri che per tutta la vita avevi fatto anche. Però già arriva a capire che si sbaglia, la capisce, c'è che il fastidio più grosso e che dà il problema più immediato, alle già un primo passo per capire il tocco in sé. Il tocco di Glenn in base a chiestra è la prima fase di lavorazione di un'elire, uno strumento a quardis, non longobardo, sassone, non aveva la fortuna di meglio, e che chi è un ibrido, nel senso che si sempassi da un aiutario, che quindi era adottato tecniche tradizionali, ma non di archeologia sperimentale. E invece il persone viene, c'è che ha adottato sempre Irene per fare la tunica, e allora in che caso lei viene fili di legno, fili di lane, busellis di bronzo e che lei c'è da per oggi il filo che se non si spacca. Ecco, lei sono già più idonei all'archeologia sperimentale. Per chi, che sa parte San fa su presente, è un video di 30 secondi, anche perché la è noioso, ma è un esempio di ciò che si può fare archeologia sperimentale, che io ieri ho civiltà nel nostro evento, pausa pranzo, ok, e avevo il tempo di attaccato tra il torni. Il modello Squitars e hanno il braccio alimentato a forze elastiche, che il chi no aveva deciso di fare un doi, ma che il chi alle inizi lavora un top di legno su che impresso le alle 100 volte più difficili che fare un che moderno, ma si arriva a capire il lavoro migliore perché era in difficoltà e anche lì si imprecisione del tops. Ecco, arriviamo infine all'ultimo top del quadri, che è il storytelling, il contà, storia di Ellis, ma durante la storia, tutte queste foto si sono fatti proprio tutta l'archeologo di Poggibonzi, dopo vedremo sul video dove si vede qualche immagine per capire meglio. Una è di quindi di Spa, che è a Ciampe, l'altra è della passata a Ghistre, e succedono due robe differenti, che queste zone che sono stati fatti le foto si è la zona del film. Quasi si dovete immaginare che da uno del fotografo che ieri la in come fosse usato in quel momento qui. Ecco, il signor Aghiestre è un professore prestato all'Anatmi e che all'interpretare un personaggio in particolare, Variesi, che è la chiesa di un signor del periodo carolingio, in quel caso qui, all'interpretare un letterato, in caso aveva lei scrivi, che aveva girato il monte, aveva fino a Roma, e aveva anche conosciuto Alcuino di York, quindi proprio Variesi a Poggibonzi che se lei non si sapeva che era succeduto, sarà infioccato a strada. Però la roba di era è che lui c'è fase, lui ha il chioro che è il suoi e al tacche a lei è e tacche il suoi modernizzato agli incontri al pubblico, ma è la bibliografia di Ginardo di Carlo il Grande. Allora io non sai di quanto troppe ente di che il pubblico sarebbe stata a casa a lei la vita di Carlo il Grande, ma anche se si è beccato un bielto e è tornato a casa visansi qui che era il re Carli, perché lei ovviamente il dominus dal villaggio il clan del re Carli, e i suoi aneddoti, c'è molto che se ne aveva di fisica, i suoi battagli. Allora è un modo per far passare la storia, l'interesse per storia, prima ovviamente derivare invece all'interesse per i specialisti, che interessa anche a dove di passione ma più preciso. Allora è un inizio, un modo di avvicinare a lei senza rischiare di fare schiampare.
A Ciampe, un dei tre so io, che i territori sono due giovani dal gruppo Vinileod, sono machigians, e lo ricomagnavi con la lire, e io contavi a braccio stories di Paolo Diacono, Paolo di Pamerfrino. E anche in quel caso lì la situazione era la stessa. Ecco, ai fin dei racconti spesso la gente viene a domandare, ma tu la vengono fuori, se non devo fare la premessa prima, ma c'è un finissimo se magari sono un sospenduto. E io credo che nessuno di quei lì, che non sono neanche le zone, chi da noi Paolo Diacono, insomma, le avevano conosciute anche a scuola, no? Ma non credo che nessuno avesse mai adesso vite che ha fatto in mano un suoi per lei la serie di civiltà da Javaros dal 600 bis, o la fuga dal nonno di Paoli de Pannonia per tornare in Friuli, e invece dopo che piccole esperienze di 4-6 minuti invece l'interesse all'era, e spesso quando tornano a casa tramite internet, tramite i social media, non sclami, non scrivi, non domandi, e tappi per conto loro dopo ad appassionarsi e magari alla Cirilode di livello più elevato. Io voi sarà e sono due video, ma 2 minuti dopo. Il brega riguarda il Poggi Bonzi Parcella, è un video datato di ottobre dell'anno passato, appena inaugurato, no? Loro e hanno appena invece creato la nuova capanne, chi è il nome une. Però le per far capire dove si può essere arrivati con le ricostruzioni e il renacimento dentro la ricostruzione. Chi il villaggio all'epoca di Carlo Magno l'ha ricostruito non più di 100 metri da dove è stato scavato, e l'ha ricostruito dai stessi archeologi che lo hanno scavato. E hanno deciso di ricostruire un dos lobbies per far lavorare in tanti che costruiscono gli scappani secondari, perché hanno attaccato dei longhouse, le chiese del Siole. Che io ieri, anche noi, gli amici marchigiani, insomma, ieri inaugurazione del e il funerale, che si diceva prima, che stanno abbiamo fatto un funerale doppio, ad esempio, abbiamo mostrato il funerale Longobar, con anche modo di elementi pagans, a deposizione del corredo, che stanno affiancate che è il carolingio, il lavoro cristiano. Viscontis. Ecco, se avessi dovuto avere 4-5 renatos, non avrei visto in blanco, è perché l'era vestita alla Regnuf, che lei sono due archeologi dell'Università di Siena, che sono che hanno scavato e dopo ricostruito la capanna. La sai piare i titoli di coda che l'ha fatto il video alle spiritoso. L'ultimo talk invece è un tipo di storytelling cui teatralizzato. Allora, vi darei il video in alto a destra una piccola immaginute tratte da una decorazione a sbalzo alto medievale rappresentando un guerrieri love. Gli organizzatori dal villaggio alla Man, che è il di Madre che dicevi prima, e hanno deciso di rirappresentarlo come una danza rituale, e che chi ha il risultato. Ecco, in alto a destra il top originale, la sai più degli spanchini da sagre a Ciampe perché era la fiesta dal villaggio, quindi lei era per il pubblico. Che chi ha le forme decisamente eccessive, cioè nel senso più che eccessive, estremiste dal storytelling, però ha sicuramente un mood di chiappare l'attenzione dei enti. Che lo spettacolo che dura 2 minuti, loro riproducono che il bal ipotetica assolutamente ricostruito, ma gli smascheri e l'elmo sono uno a uno ricostruiti dal TOC originale. E fin della rappresentazione, è il momento che chi non l'ha ripetuto perché era con il cellulare, non sarà venuto neanche, era tutto desk, è il momento didattiche, dove che abbiamo spiegato la fonte originale dall'immagine e ad esempio le figure dall'Ulfenar, ovvero dal guerrieri Loth dell'epoca alto medievale europea. Siamo là anche nelle fasi degli under poi. Ecco, una roba d'aliena fatte senza però tutti gli premessi che abbiamo fatto prima, senza l'attenzione alle ricostruzioni dei talks, senza gli essi precisi
su c'è che la NPA intorno non va bene, diventa un spettacolo di ciberto. Fatto così, a lei non è successo, ma è fin si può essere arrivare a chiacchierare di datos, di elementi, e il quartario magari avvio di dopo, in quel caso non c'era la mano, no? Che è il longobar, insomma, che il chi, a cui io manco, c'è molto intendendo il reenactment e la living history di due, sperando che diventi sempre di più serio, cioè che sono in un momento di transizione, l'Italia, il Friuli è arrivato con una manco disco di science di ritardo rispetto al resto d'Europa, anche per i villaggi di alto medievale in Italia le donne poi gonzi, come vesi no se stas in Germania, in Austria, in Francia, in Ungheria o rivarenio, ecco, io se la scusa.